Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Buonasera a tutti, buonasera, Buonasera. abbasso dov'è il microfono della sigla, questo qua, eccolo qua. Buonasera, eccoci qua, 27esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, nella nostra mongolfiera abbiamo già Rossella. Buonasera a tutti. Abbiamo anche il nostro primo ospite, Eugenio Mazzoccato. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Non vedo Omar. C'è dalle tue parti? C'è Omar, Rossella? Ma lui arriva con la calma. Arriva con la Liegi Baston Liegi. E allora andiamo subito col primo brano, un brano di Emis. Penso che si pronuncia così, comunque Alberto Descalzi, primo brano suo, si chiama Guai, che ci intromette anche nel prossimo nostro discorso. Guai Emes. Non so se sono io e la città che rende tristi. C'è già cade al contrario ma una lacrima non è che risale. Sei dentro a sabbia che non può far altro che gravitare. È grave, non voglio fare nemici ma stare male un po' piace. Ci piace il dramma, la prima cotta ti ammazza. Quella che dici non passa ma passa. Cadono pezzi di me mentre sto cielo si spacca e il vento taglia la faccia. Volevo un karma positivo, non è facile sorridere mentre il tuo mondo crolla. Sai, certa gente sta insieme perché ci accolla, ma questo flyer si stacca anche se ci accolla. Il sole scalda la testa, non scalda il cuore. A noi che piace l'inverno, però ci manca l'estate. Ora che il gas costa un sacco e ho l'ansia del nucleare. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da te. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da me. Cosa pensi che pensi? La testa fatta in pezzi come pezzi degli specchi. A noi che ci mostriamo non sempre come vorresti. Lo sforzo di sorridere ti spacca i denti. Trattenersi e pensi alla sopravvivenza. Tu mi fai così ridere e mi spezzi. Con pochi certi abbassi la tua autodifesa. Ma non vai solo nella notte in cerca di guai. Pesa e dici non lo farò mai, non si fa niente per niente. Ma certa gente cambia idea. Ma io non sono certa gente. Lo gridi in mezzo alla marea. Di teste fatte come te, ma teste fatte come medici non ce ne sono. Suono, pensavo, fuori dal coro giravo. In tondo come i pianeti, che attorno come i satelliti. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da te. Io non volevo i guai, ma i guai spesso vogliono me. Ho un treno da prendere, lontano da me. Eccoci qua, Emes con Guai. E perché Rossella abbiamo messo il primo brano, titolo Guai?
Guarda che si può intendere anche guai col ditino alzato, quindi È vero, anche attenzione questo è... perché, ecco, dopo decideranno gli ascoltatori in che senso scegliere di usare questa parola. E allora abbiamo con noi Eugenio Mazzocato, è già stato un ospite molto gradito l'anno scorso, anzi dopo mettiamo il link alla puntata dell'anno scorso. Perché Eugenio Mazzocato è stato sindaco di Crocetta del Montello, che è uno dei comuni che sono stati evocati in questi giorni, insomma, quando dopo il disastro in Emilia-Romagna, ecco, si è parlato anche del Veneto e si è parlato del Piave. Si è detto che il Piave, in caso di forti piogge, può avere una portata veramente enorme. Certo. E quindi negli anni si era pensato di fare delle opere, e nell'articolo che ho letto, per quello mi è venuto in mente Eugenio Mazzocato, si diceva: ma gli ambientalisti dicono sempre di no a tutto, e i comuni anche, non vogliono mai le cose nel loro comune. Quindi, come stanno le cose? Allora, non è che i comuni dicono di no perché no, non lo voglio nel mio cortile, non è neanche così. Il problema sta nel fatto che a volte, quando certe decisioni piovono dall'alto senza venir spiegati o giustificati in una certa maniera, voi capite che automaticamente c'è una certa reazione, perché il fatto di aver proposto, perché non so quanto sia deciso e a che punto sia la questione di queste famose casse di espansione, bacini di laminazione, perché se ne sentono ogni giorno, sì, si fanno, non si fanno, di più o di meno. Il fatto è che venire e trovarsi calato dall'alto solo in un unico punto del Piave per andare a risolvere i problemi che sono anni che io mi ricordo facevo l'amministratore negli anni 85-90, che ero in giunta, si sentiva già parlare allora della diga Falzè, dei problemi a Ponte di Piave, il Piave che rischia di creare danni e quant'altro, che effettivamente io non ho la competenza di dire che questo non sia vero. Però posso anche dire che, conoscendo ormai anche la mia età, ho 61 anni, conosco molto bene il Piave perché l'ho frequentato, lo frequento, eccetera, e l'incuria e diciamo la superficialità in cui sono state trattate le cose negli ultimi 30 anni non possono ricadere interamente su una unica comunità. Questo è quello che dice la comunità di Crocetta. Non sta dicendo no assolutamente alle casse di espansione o nessun intervento nel Piave qua. Anche perché chi conosce il Piave sa già che a Ciano del Montello è già un bacino di laminazione naturale. Io ho visto 3 piene del Piave, abbastanza grosse, non come quelle del 66, ma anche nel 2011 che ero sindaco e anche qualche anno prima. A Ciano, se ci fosse la cura come veniva curato il Piave 30, 35, 40 anni fa, diventa da solo un bacino, un polmone per le acque che non servono ad andare a fare chissà quali opere faraoniche. E cosa significa curare il Piave, mantenerlo? Cosa deve fare? Se voi vi avete un po' di tempo nei prossimi giorni e andate a vedere le foto storiche del Piave, voi vedrete che il Piave era praticamente pulito dalla vegetazione. Era completamente bianco. Da anni, a seguito del blocco delle escavazioni, del fatto che non si può accedere nel Piave, perché così vi racconto anche un'altra cosa che a me sta un po' stretto. Io mi ricordo che fino al 2010-2011 veniva consentito, previa autorizzazione del sindaco e richiesta al genio civile, che la popolazione che ne aveva bisogno poteva anche entrare nel Piave e raccogliere i tronchi, gli alberi che venivano giù con le piene, con le morbide. Dal 2011
Basta, il genio civile ha detto non entra più nessuno. Allora, quando c'è una piena, ci troviamo a Cortellazzo, a Jesolo, che è piena di detriti. Scusa, ma quindi Allora, è vietato ai singoli, ma non lo fa certo, qualcuno al posto? ma no, e non lo fa neanche nessun altro, solo ogni tanto si vedono dei lavoretti che vengono fatti un po' di qua e un po' di là, di pulizia, ma la regimazione, la pulizia del Piave non viene fatta da anni. Dico una cosa anche che forse è anche un po' provocatoria. Anziché continuare ad aprire buchi per escavare la ghiaia nella piana di Treviso, da paese postiome in giro, se si tornasse a, ovviamente con gli adeguati controlli, a permettere di scavare di nuovo, ripeto, con i giusti controlli nel Piave, automaticamente il deflusso dell'acqua torna a essere meno pericoloso di quanto è adesso. Io mi ricordo, perché sono 40 anni che vado giù a cavallo, andavo perché adesso non vado più, in giro per il Piave. Ci sono dei punti che la ghiaia è più alta rispetto ai lati del Piave, alle sponde. Quindi ovviamente scorre meno bene l'acqua nel caso sia Meno tanta. bene, Gonfia. si fermano i detriti. Altro esempio ancora, c'è una diga a Busche che da quando è stata realizzata non mi risulta sia mai stata svuotata dalla ghiaia. Ormai è piena, è già una cassa di espansione. Se la svuotassero diventa una cassa di espansione anche quella, senza spendere milioni, centinaia di milioni di euro. Perché le casse di espansione sarebbero o bacini di laminazione, come adesso ho sentito, Cioè, ma sono la stessa cosa, giusto? sì, sono la stessa cosa. Ecco, servirebbero a contenere l'acqua in più nei periodi di grande pioggia o di... Sì. Certo. Qua a Ciano, qua a Crocetta, nel 68-69, sono stati fatti dei muraglioni, noi li chiamiamo comunemente speroni, e sono ancora esistenti, si possono andare a vedere, e che sono colmi di ghiaia. Dalla parte in cui scorre il fiume sono stati portati i detriti e non fanno più la funzione che avevano, perché erano stati costruiti dopo la piena del 66, erano stati costruiti e adesso non servono più a nulla. Facciamo le giuste manutenzioni. E questo lungo tutto l'asta del fiume. Io oggi ero a Noventa di Piave, passo spesso sopra il ponte, a Ponte di Piave. Se voi guardate a sud, ci sono delle isole di fango che spuntano dall'acqua, sono spaventose, no? Queste bloccano il deflusso dell'acqua. Quindi questo è uno dei problemi, la manutenzione, che come si sente dire per tante cose, ecco. Certo. L'altro problema che riguarda proprio Crocetta, dopo diciamo anche perché non interessa però solo Crocetta questa cosa, è una progettata, diciamo, cassa di espansione molto grande. Sì, certo. Cioè, voi a questo? Sono una serie di mega vasche, ecco, 4 vasche per circa 13 chilometri di sviluppo lineare, ecco, di muri alti dai 6 ai 7, 8 metri, muri in cemento armato, quindi prima c'è il progetto prevede che ci sia una escavazione, quindi viene abbassato il fondo, vengono costruiti queste casse che praticamente fanno da ammortizzatore alle piene. Però sono casse, quello che almeno da progetto, parlano di 5 milioni di metri cubi di acqua. Però voi capite che quando il Piave è in piena, che vengono giù 50, 60, 70 metri cubi al secondo, ma quando c'è la piena grossa come quella del 66 erano 1500, 1800 metri cubi al secondo. Queste casse in pochissimo tempo si riempiono e quando sono piene cosa facciamo? Riapriamo di colpo, così facciamo anche, diamo il colpo d'ariete a chi abita a sud. Io
credo francamente che, ripeto, al di là del fatto che io sono contrario del no a prescindere, quindi dico servono fare questi lavori, sono necessari, però vanno sviluppati lungo tutto l'asta del fiume Piave. Perché altrimenti io non posso creare qui un ammortizzatore, ma a 35 km a valle l'acqua quando arriva, perché se, viva Dio, il Piave è pieno di detriti, di tronchi, di fango e quant'altro, quando arriva la piena da qualche parte deve pur defluire. Possiamo mica, anche perché il Piave qui a Ciano corre 5-6 metri sotto rispetto alla piana. Noi siamo anche fortunati, non abbiamo le famose sponde come in Romagna, dove che addirittura i torrenti corrono ad una quota più alta del piano di campagna, e che lì è purtroppo quello che è successo. Però quando arriva giù verso 90 di Piave, verso Maserata, il Piave lì si alza, ma si alza perché ormai il letto si è anche alzato, no? Allora ricordiamo che non è un problema locale di Crocetta, perché come abbiamo visto in Emilia-Romagna, a parte insomma, ci sono stati 15 morti, che sono un numero spaventoso per Questo il nostro che paese. veramente fa male. E si parla di 7 miliardi di danni e di aziende in ginocchio e di agricoltura che certe cose sono cancellate per anni forse. Per cui una vita se n'è andata lì, proprio come il lavoro, la gente, a me veramente fa male il cuore a vedere queste persone come si sono ridotte ripeto, non si può dar solo colpa ai cambiamenti climatici. Sì, ci sono dei fenomeni più intensi rispetto a prima, però siccome sappiamo che il clima è cambiato, mica possiamo star qui con le braccia incrociate e dire aspettiamo che qualcuno provveda. No. Dobbiamo fare quelle corrette manutenzioni. Allora, ci sono degli enti preposti che si chiamano consorzi di bonifica, il genio civile, il magistrato delle acque, che nessuno sa neanche che faccia abbia, perché si chiama magistrato alle acque, ma non si sa neanche dove sia, chi sia e che cosa faccia. Allora, questi qua dovranno pur fare dei progetti e utilizzare quei fondi che arrivano, perché se è vero, non lo so, ma l'ho letto anch'io sui giornali, che l'Emilia Romagna ha restituito dei soldi perché non ha potuto, voluto, ha avuto il tempo di investirli per fare opere di manutenzione, e voi capite che insomma diventa dura, perché non è solo poi il comitato del no degli ambientalisti, che hanno anche loro le loro piccole colpe, ma il comitato del no della burocrazia. Se lei deve fare una pulizia del Piave, ci mette 6, 7, 8 mesi per avere una VAS, una VINCA, l'incidenza ambientale, le autorizzazioni, la paesaggistica, e dopo magari intanto è venuta la piena. È lì il male nostro. Questo è il grande male di cui noi soffriamo. No, stavo pensando ai consorzi di bonifica. Molti di noi sanno che esistono solo perché molti di noi ricevono una bolletta, no? Una volta all'anno, certo, per pagare una piccola quota, ma dopodiché... Ma non sanno neanche il funzionamento, perché arriva anche per andare a votare dopo le varie componenti del consorzio di bonifica, i componenti che ovviamente nessuno va a votare, quindi i componenti sono sempre quelli, sono quelli decisi dalla politica. Quelli, bene o male. Esatto. No, sono degli enti che hanno anche le competenze, hanno anche volendo, avrebbero anche gli strumenti, e che anche lì si arenano dietro a questa burocrazia, perché ripeto, è vero che c'è il comitato del no che si mette lì con le bandierette e dice qua non si passa, però insomma aspettiamo che succeda come il ponte Morandi, no. Ma non è che magari ci sia anche l'insicurezza, e quindi per non sbagliare, per non avere delle colpe, poi rallenta, questa burocrazia viene rallentata?
Ma io credo che sia dovuto più al fatto che non c'è un'assunzione di responsabilità fino in fondo. Se io sono un dirigente, un funzionario, che sono pagato per prendere delle decisioni, le devo prendere e mi devo assumere la mia responsabilità, perché sono pagato per far questo. Io lavoro in un'azienda privata, sono un dirigente in un'azienda privata e io devo assumere le decisioni. Poi rendo conto all'amministratore delegato, però le devo prendere. Se io facessi come fanno certi burocrati che rinviano di giorno in giorno le decisioni, capisci che le aziende stanno ferme. Ascolta, i sindaci fra loro sono concordi? Cioè i sindaci dei comuni che si trovano lungo il Piave hanno un'unità di intenti? Beh, allora, i sindaci... sul comune successivo. Allora, i sindaci, lei l'ha detto prima, a volte soffrono di un male che diventa un po' difficile farli guarire, perché pensano che il confine del mondo sia il confine del proprio comune, no? Invece dovrebbero, insomma, ragionare un po' più a larga scala. Questo perché ai sindaci è stato dato forse anche poteri un po' troppo forti, perché se noi pensiamo che in Francia ci sono i dipartimenti che decidono e i sindaci, non so, vanno a fare i matrimoni e fanno fare tagliare i nastri, però non prendono le decisioni su quelli che sono le grandi opere. E qua a volte un sindaco riesce anche a bloccare un'autostrada se si mette in traverso, no? Allora, i sindaci qua, è ovvio, sono d'accordo in questa zona, perché quindi attorno a Crocetta si è creato anche una certa solidarietà, i sindaci appoggiano quello che la comunità di Crocetta sta sostenendo. Per contro abbiamo invece i sindaci a sud che dicono no, perché voi dite di no, noi dobbiamo patire. E questo è il giochetto che ahimè fa la politica ai più alti livelli, no? In cui vige ancora la vecchia legge del dividi et impera. E quindi io più divido, più poi creo anche il consenso, perché vado da una parte a dire sì, faccio le casse di espansione, vado dall'altra, no, state tranquilli, non le faccio. La vecchia sistema politico che non paga. Che purtroppo funziona. Allora, no. E allora invece ecco, ci deve essere la corretta informazione, perché ormai la storia del Piave si ripete dal 1986-87, quando hanno iniziato le prime progetti, le prime idee della diga, dello sbarramento, eccetera, a Falzè, anche lì è nato il comitato contro e quant'altro. Invece credo che la politica, e qua in particolar modo la Regione Veneto, deve mettere assieme sia quelli che sono a favore che quelli che sono contro e trovare quel giusto compromesso, perché anche la politica la vera politica è quella di trovare anche i compromessi, insomma. E quando si trovano gli accordi c'è sempre qualcuno che è contento e qualcuno un po' meno, però bisogna alzarsi dal tavolo con una decisione. Sì, anche perché come abbiamo visto in questo periodo veramente molto drammatico, poi comunque gli eventi atmosferici non aspettano i tempi della politica e della burocrazia. Sì. Grazie mille. Metteremo anche il link alla precedente intervista in cui spiegava bene anche così la natura meravigliosa che c'è in quella zona. E vale la pena, insomma, di farla conoscere e magari anche di venire a vedere. Sì, infatti vale proprio la pena, ma ripeto, io non dico solo Crocetta che è il mio paese, tutto l'asta del Piave ha il suo fascino, tutto, a partire da Cortellazzo e arrivare fin su alle sorgenti. È una cosa che va valorizzata e non snaturata. Ripeto, qua forse mi tiro addosso le ire degli ambientalisti, anche lasciare troppa vegetazione storpia anche questa. Bene. No, abbiamo capito, credo che sia chiaro. Bene, grazie mille. Grazie a voi.
Alle Buona prossime, serata, grazie. grazie. In bocca al Grazie, lupo. È vero, Grazie, Freddy. so dove andare per starti più vicino senza fare, starti più vicino senza fare. So che si può dimenticare e starti più vicino senza fare, starti più vicino senza farti male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. Avere voglia di farsi male. Avere voglia di farsi, ed è vero che si può imparare a starti più vicino senza fare, starti più vicino senza fare. Ma come si può agire senza sbagliare mai? Mi fiderei di me se imparassi a starti più vicino senza farti male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. E soffrirei con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere. Determinazione fino a perdere la voce, come l'ha persa il nostro Omar, ma forse l'ha ritrovata. I Comfort Zone, il loro primo brano, un gruppo giovanissimo romano che ha fatto uscire in questi giorni il loro primo singolo, Determinazione. E con Determinazione la nostra mongolfiera vola a Zurigo, dove troviamo il nostro Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Maurizio, bentornato a bordo. Com'è il tempo Esatto. a Zurigo? Sì, io in realtà sono rientrato oggi, c'è un bel sole, Ah, bene. ma ci Perfino- sarò pochissimi giorni, poi devo ripartire. Ecco. Però fra uno svolazzo e l'altro Maurizio legge molto ed è il nostro appassionato lettore che ogni tanto condivide con noi qualche libro ed è anche l'autore di un blog. Vuoi ricordarlo tu, Maurizio? Sì, è pappeceblog.it, dove racconto i libri che leggo e che mi piacciono, solo quelli che mi piacciono. Solo quelli che ti piacciono, Bene. quindi non stronchi nessuno e noi apprezziamo il tuo aplomb. Ecco, quelli preferisco evitare, preferisco dimenticarli, più che stroncare li dimentico, così risolvo il problema. Ma una cosa, Maurizio, ma i libri che non ti piacciono li leggi tutti lo stesso oppure dopo le prime pagine lasci là? No, io di solito li porto a termine, ma non sempre. Può capitare che decida di passare ad altro. Mi capita anche di leggere 2 o 3 libri contemporaneamente, quindi se uno non mi piace resta un po' indietro fino a che lo dimentico prima di finirlo. Ah, ecco, con nonchalance, va Ma bene. sì, è carta, alla fine è carta.
Allora, e questa sera quindi invece un libro che hai letto con piacere. Sì, questa eh, sera vi porto a Bucarest, una città che è una delle mie preferite. Una cosa un po' strana, se vogliamo, perché nel 2013 avevo organizzato una vacanza con mio fratello per andare in Transilvania e avevamo aggiunto dei giorni a Bucarest, non sapendo cosa aspettarci. E invece fu colpo di fulmine, una città ricca di contrasti, c'è l'Arco di Trionfo a Bucarest, ci sono le chiese nascoste, ci sono tanti musei, ma ci sono anche cani randaggi, ma c'è anche caos, c'è veramente di tutto. E mentre io ero in vacanza lì, c'era una giovane scrittrice polacca che pubblicava un libro su Bucarest, raccontava la sua esperienza a Bucarest, e questo libro è stato finalmente tradotto in italiano dalla casa editrice Keller con il titolo di Bucarest, polvere e sangue. È stato pubblicato a inizio di quest'anno ed è stato presentato adesso al Salone di Torino. Qualche giorno fa l'autrice era a Torino per presentare questo libro. Quindi nello stesso 2013, insomma, abbiamo come dire, conosciuto la città nello stesso tempo. Io ci sono tornato poi regolarmente dal 2015, ma anche l'autrice ci è tornata. Perché vi propongo questo libro? Perché è un modo di raccontare la città sicuramente non usuale, sicuramente particolare. L'autrice alterna fatti storici con interviste alle persone, con sue esperienze personali. Ha suddiviso il libro in 3 sezioni principali. La prima, che è quella del periodo comunista, quindi c'è tanto Ceausescu che alcuni di noi ricordano, insomma quelli di una certa età ricordiamo, e lei però lo racconta attraverso le testimonianze delle persone che ai tempi vivevano lì, da ragazzini, da bambini, da resistenti, ma anche persone che Ceausescu lo supportavano, lo amavano. Quindi dà voce a tutte queste persone, e leggendo ho scoperto cose che non sapevo. Per esempio, io non avevo idea che ci fosse stato, poco prima della mia nascita, quindi a fine anni 60, c'era stato il decreto per il divieto d'aborto, quindi non si poteva più abortire in Romania e bisognava incoraggiare la popolazione a fare figli. Chiaramente il risultato di tutto questo è stato l'aumento degli aborti clandestini, l'aumento delle morti per aborto, ma paradossalmente i figli del decreto, perché i bambini di quella generazione venivano chiamati figli del decreto, quindi quelli nati tra fine anni 60 e l'inizio degli anni 70, sono quelli che poi hanno deposto Ceausescu nell'89. Quindi c'è un po' questo, c'è quasi una nemesi da parte di questi ragazzini. Non so, ci sono donne, signore adesso anziane, che raccontavano di come il regalo più gradito per chi tornava dall'Occidente fossero i preservativi. Quindi chi tornava dall'estero, se voleva fare un regalo gradito agli amici, ai familiari, portava in dono dei preservativi. Quindi ecco, questo, una storia un po' diversa da quella di quella che insomma siamo abituati a conoscere, piccoli eventi quotidiani che trovano ospitalità in questo libro, trovano spazio in questo libro. L'autrice fa notare anche come, nonostante tutto, ci siano dei nostalgici. Spesso i nostalgici sono quelli che non hanno vissuto quel periodo lì. Però ecco, nel caos rumeno ci sono persone che ritengono che ai tempi di Ceausescu si stesse meglio. I mitomani, esatto. Sì, quelli che... Per esempio, sì, una signora che conosco io che era piccolissima, insomma, quando c'era il dittatore, e lei era molto contenta poi del cambio, così, però adesso mi ha detto: non avrei mai pensato
di dire si stava meglio quando c'era lui, perché almeno, per esempio, le persone si curavano. Adesso mi diceva che uno che è disoccupato non ha diritto alle cure di nessun tipo. Ecco, io questo non te lo so dire, però diciamo che c'è anche la nostalgia del passato spesso, no? Quindi quando si era giovani, quando si era bambini, è tutto, insomma, il ricordo filtra un po' la storia. I ricordi belli poi rimangono, si saltava i fossi per il lungo e per il largo. Queste sono le realtà. Quindi non è un romanzo comunque, Maurizio, questo libro. No, non è un romanzo e non è nemmeno un saggio vero e proprio, è una raccolta di testimonianze e riflessioni, esperienze personali, quindi testimonianze, esperienze personali e poi riflessioni sul tema. La seconda sezione si concentra sul periodo tra le 2 guerre mondiali. E lì si scopre, almeno io ho scoperto perché non lo sapevo, che appunto ci fu il periodo anche in Romania della difesa della razza e dello sterminio degli ebrei, quindi tantissimi ebrei rumeni furono inviati nei campi di concentramento. Perché il capo del governo Antonescu riteneva di dover fare pulizia e di dover purificare la razza rumena. Loro poi sono sempre, ancora adesso, sono molto fieri di essere questo mix di romani che incontrano i daci, no? Quindi insomma è una popolazione veramente molto, molto particolare, molto vivace. Quindi razza pura, non so cosa volesse dire. Oddio, anche noi insomma in questo periodo abbiamo qualcuno che si ispira. Ti prego. Mi fermo qui, però ecco insomma Antonescu fu poi fucilato come criminale di guerra nel 1947, quindi appena dopo la fine della seconda guerra mondiale. Eppure lì però c'è qualcuno adesso che prova nostalgia per costui che comunque non ha mai conosciuto, insomma. Quindi torniamo un po' al discorso di prima. Mentre invece l'ultima sezione è dedicata all'oggi, quindi è la parte contemporanea, dove vengono raccontate le esperienze dell'autrice che era andata la prima volta in Romania per completare la sua tesi di dottorato. Giornalista, appassionata di cinema, lì ha scoperto, chiaramente prima ha dovuto affittare una stanza da qualche parte, poi insomma è entrata in contatto con la popolazione locale, l'università, i primi lavori e quindi insomma le sue esperienze che la portavano a riflettere su questo popolo così particolare. Quindi rifletteva per esempio sull'umorismo dei rumeni, alcuni proverbi, come ce n'è uno che mi ha colpito molto: l'unico modo per curare un grande dolore è un dolore ancora maggiore. Che insomma, voglio dire, forse è vero, però insomma nessuno di noi verrebbe in mente. Un po' drastica come soluzione, sì, no? ecco, di curare un dolore così. Oppure, non so, racconta le varie avventure nei taxi, dato che i servizi pubblici non sono proprio il massimo, si prendono spesso dei taxi, questo è capitato anche a me, e costano non tantissimo, quindi insomma è un mezzo di trasporto abbastanza accessibile, e quindi le varie storie, i vari dialoghi con i tassisti, ma anche appunto il cinema rumeno e lei riflette sul fatto che quello che in Romania viene presentato come una commedia nera, in altri paesi sarebbe un dramma sociale. Quindi insomma c'è un po' di tutto questo, e il libro si conclude con le parole che io dico spesso, perché capita lo stesso anche a me: tra poco ci torno di nuovo. Anch'io ogni tanto ci torno per lavoro e poi mi fermo, faccio in modo di arrivare un weekend prima, di restare un weekend dopo, proprio perché è una città che mi affascina tantissimo, e è capitata la stessa cosa anche a lei. Tra l'altro, dopo aver scritto del suo libro sul mio blog, sono riuscito a contattarla, quindi le avevo mandato il testo, e insomma ci siamo scambiati un po' di pareri, di impressioni, e niente, la amiamo veramente tanto questa città. Bello, Quindi bello. sì,
volevo suggerirvi non solo il libro, ma anche la gita. Sì, in attesa di fare la gita, però insomma il libro potete comprarlo. Io ho visto che è stato tradotto in varie lingue anche questo libro. Sì. Sì, in realtà in Italia è arrivato abbastanza tardi, perché il libro è del 2013, è arrivato solo ora, però sì, ha avuto un buon successo e anche al Salone del Libro di Torino è stato molto apprezzato. Bene. Benissimo. Grazie Maurizio, come sempre molto coinvolgente il tuo racconto e quindi grazie per ispirarsi a nuove letture e anche a nuovi viaggi. Ecco. Grazie a voi, buona serata. Grazie, prossima. Ciao Maurizio. Alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Come le nuvole ci sfioriamo con un abbraccio in un secondo, per poi dopo allontanarci e riabbracciarci in questo modo, in questo mondo. Danza la vita come una samba, come nuvole nel vento e parole sussurrate in un momento, scandite solo dal passo intrepido del tempo. Noi sfiorati e mai presi tra invenzione e realtà, tra verità e realtà, ma sempre insieme. Noi come nuvole, noi come palpiti, noi come battiti, ci avvolgiamo. Noi siamo nuvole, noi siamo attimi, noi sempre fragili, ci abbandoniamo in questa danza avvolgente, travolgente, seducente. Come le nuvole noi giochiamo, come due anime a confronto, per poi dopo ritrovarci, allontanarci in questo modo, in questo mondo. Con parole nel vento e sguardi persi e ingannati in questo tempo. Noi sospesi, quasi appesi, tra finzione e realtà, tra verità e libertà, ma sempre insieme. Noi come nuvole, noi come palpiti, noi come battiti, ci avvolgiamo. Noi siamo nuvole, noi siamo attimi, noi sempre fragili, ci abbandoniamo in questa danza avvolgente, travolgente, seducente.
Eccoci qua mentre stanno andando i titoli di coda del videoclip di Nuvole e con noi, ovviamente con noi questa sera c'è Giulia D'Alessandro. Ciao Giulia. Ciao, ciao, un saluto a tutti quanti voi che siete ospiti qui e un saluto a tutti coloro che ci stanno in questo momento ascoltando. Bene, Benvenuta. bentornata. Allora, abbiamo ascoltato Nuvole, che il brano precedente ormai già passato, Dietro il velo della libertà, mi pare, no? Si trattava Sì, del... poi successivamente. Ora hai fatto, a ottobre è uscito un nuovo brano, Ghiaccio, che lo sentiremo dopo la tua intervista. Sentiremo. Dalle nuvole sei passata al ghiaccio. Esatto, sì, Nuvole è un brano che mi ha regalato veramente delle grandissime soddisfazioni, sia in Italia ma anche all'estero. Questo è stato qualcosa di strepitoso. Ad agosto compirà quasi 3 anni Nuvole, ma il successo continua, è molto richiesta in radio, molto programmata e questo mi dà la carica. E adesso c'è Ghiaccio. Ghiaccio è il mio ultimo inedito. È uscito il 31 ottobre 2022 ed è un brano che mi ha regalato sin dalle prime settimane veramente delle grandi soddisfazioni. Infatti è stato trasmesso subito in Repubblica Dominicana, dove ha raccolto veramente fan, e poi in Belgio, dopo appena una settimana dalla sua uscita. Poi è stato riprogrammato ancora in Repubblica Dominicana qualche settimana fa perché è ancora molto richiesto e veramente in più è stato anche a Casa Sanremo, è un brano che è stato scelto da Casa Sanremo. Sì, esatto, ti abbiamo visto appunto a Casa Sanremo questo febbraio-marzo, quando era il periodo. Sì. È stata, come esperienza, com'è stata? Sì, poi ho avuto l'onore di cantarlo proprio durante la settimana del festival. Non c'è cosa più bella per un artista che esibirsi a Sanremo durante la settimana proprio più magica per la nostra musica italiana. Avrei fatto i salti alti 10 metri dalla gioia e dalla contentezza. Ma poi c'è tanta, perché presenti un tuo lavoro lì, ci sono tanti discografici, ci sono tanti artisti, è una bellissima vetrina dove veramente il tuo lavoro viene messo in risalto a 360 gradi. E poi un'emozione grande, comunque respirare proprio il clima in quella settimana ha in sé qualcosa di magico. Io che sono appunto nata artisticamente proprio guardando il festival e ho scelto di diventare cantante, di intraprendere questo meraviglioso percorso con il canto e con la musica, proprio guardando da bambina il Festival di Sanremo, stare lì è stato proprio toccare il cielo con un dito. Sì. Insomma, Ghiaccio è una storia d'amore come suppongo tutte le canzoni che ti piacciono, no, cantare, e che ha un tema un po' degli anni 60, no? Come andamento musicale. Sì, esatto. Per Ghiaccio mi sono ispirata agli anni 60. Amo molto questo periodo musicale e non solo musicale. Mi piace di quel periodo tutto ciò che è proprio la filosofia di quegli anni, ovvero la positività nell'affrontare il futuro. E questo è un elemento che da sempre mi caratterizza. Io sono una persona estremamente solare, estremamente fiduciosa verso il futuro e gli anni 60 incarnano appieno questo mio modo di guardare la vita, quindi mi affascina di quel periodo soprattutto la voglia di ricostruzione, la voglia che c'era di ricostruire, no? Prima abbiamo ascoltato il racconto anche del libro precedente dove si parlava della seconda guerra mondiale. Quindi gli anni 60 erano questi anni di ricostruzione, c'era voglia di emancipazione, voglia di riappropriarsi delle proprie vite, ognuno voleva riappropriarsi di un qualcosa e questo filtrava attraverso i sogni. E appunto su questo spirito ho deciso di scrivere questo brano
Ghiaccio che si rifà musicalmente a un genere che era in voga nella prima metà degli anni 60, quale il surf, e poi il titolo Ghiaccio invece va un po' a contrastare questo tema molto allegro dato dalla musica, quando invece in realtà il testo racconta qualcosa di molto profondo. Parla di una separazione che avviene con l'arrivo dell'estate e ghiaccio, la parola ghiaccio rappresenta un po' la metafora di questa delusione, quindi sono quelle delusioni che ti lasciano impietrita, ti lasciano congelata, ti lasciano fredda, però si va a contrapporre poi con la musicalità appunto di questo surf anni 60 che va a sottolineare la positività di questa persona che resta, nonostante una delusione d'amore, fiduciosa verso il futuro. E posso chiederti, Giulia, attraverso quale tramite hai conosciuto un po' gli anni 60? Perché tu sei giovanissima, chiaramente non puoi avere neanche lontanamente, ma insomma è un'epoca abbastanza lontana ormai, no? Quindi... Ora sì, io sono... Chi è che ti ha raccontato? Oppure sono stati dei film, dei libri, oltre alle canzoni naturalmente? Sicuramente mi ha influenzato tanto la musica di quegli anni, ma una musica che ho scoperto principalmente usando un po' in casa, tra le cassette di mio padre, dei miei genitori, e stavo sempre affascinata da questa musica, spensierata, allegra, vitale. E quindi poi da lì ovviamente è stato quasi semplice approdare anche al cinema, vedere le pellicole di quegli anni, respirare le atmosfere, ovviamente anche il contesto sociale che ruotava intorno a quel periodo. E è un periodo che mi ha stregata, mi ha rapita, e, proprio per questi elementi, queste caratteristiche. Ed era da tempo che desideravo scrivere un brano con queste atmosfere e con Ghiaccio è giunto proprio quel momento giusto. E sembra che sia venuto anche bene, no? Beh, sì, insomma, sta andando bene, appunto dicevo, se il microfono è acceso, dicevo ha tante visualizzazioni anche sul canale di YouTube, poi metteremo anche noi il link che così vanno anche a cliccare, così aumentano anche le visualizzazioni che fanno sempre bene, no? Avere... Certo, poi è programmatissima in numerose radio e sono contenta. Perché è un brano che comunque, nonostante la tematica impegnativa, ha una facile presa, e quindi poi anche il videoclip è molto carino, perché è ispirato proprio agli anni 60, sia nell'abbigliamento, nel make-up, nell'acconciatura. Sì, appunto è anche latinoamericano. Poi dopo abbiamo anche un collegamento con la Colombia, quindi restiamo anche quasi in tema. Restiamo anche in tema. Il prossimo ospite sarà da Bogotà, e quindi restiamo in tema. E Giulia, grazie. Adesso lo facciamo andare così tutti quanti adesso che hanno capito un po' il brano, perché conoscendo un po' il brano, no, si capisce meglio, si fa più attenzione, no? Quando uno racconta un attimino la canzone, uno sta dopo più attento, vero? È differente, sì, perché il mondo orecchiabile può trarre in inganno, pensa che è un brano allegro, invece all'interno si racconta veramente qualche cosa, una storia molto forte, molto pregnante. E poi ringraziamo il videomaker, approfittiamo per salutarlo. Sì, certo, anche tutti quelli che hanno collaborato, perché insomma sono stati anche tanti, no, che ti aiutano, che collaborano a questi prodotti. Sì, io ho curato il testo, la musica, gli arrangiamenti, l'ho realizzato completamente io, e poi mi sono avvalsa di uno staff meraviglioso che mi ha aiutato a mettere sul tutto. Complimenti e in bocca al lupo, e veramente complimenti anche per questa dimensione internazionale. Immagino che non sia molto facile, ecco. Infatti non immaginavo che dei brani che raccontano tematiche anche forti in alcuni momenti, come anche Nuvole, non è un brano di facile presa, aver ricevuto un riscontro all'estero
è qualcosa davvero di importante, ma come anche l'altro brano che abbiamo citato prima, che è uscito lo scorso anno, Dietro il velo della libertà, che parlava di violenza sulle donne. Sì. Per un riscontro anche con quel brano all'estero è veramente motivo di grande soddisfazione per me. Certo. Bene, Giulia. Omar voleva dire qualcosa? Sì, volevo sapere, Giulia, tu adesso ci hai raccontato questo ghiaccio che non vediamo l'ora di ascoltare, che tra qualche secondo partirà. Ma l'ispirazione così di contrasto, com'è che ti è arrivata? Perché stai parlando che quell'epoca il surf, la leggerezza, la felicità, il solare, eccetera, ti dava un po' l'idea di qualcosa di molto semplice, di molto leggero, di molto vitale. Tuttavia tu racconti invece qualcosa di profondo, qualcosa di importante, perché stai parlando di una separazione. Come è accostato l'abbinamento? Cioè, mi incuriosisce un po' questa cosa. Sì, la scelta proprio di questo genere musicale come musica da dare a questo testo è nata proprio dalla necessità di voler dire sì, il racconto è forte, però voglio dare un filo di speranza. Rappresentava proprio la speranza, la fiducia e la forza di questa protagonista di voler riappropriarsi della sua vita e quindi di guardare, nonostante una separazione, di guardare in maniera positiva verso il futuro. Quindi la positività va sempre messa qualsiasi cosa possa accadere, sia avvenimenti belli o avvenimenti brutti, bisogna lasciare sempre quella luce di speranza e di fiducia, e quindi questo vuole andare a sottolineare la musicalità spensierata. Quindi la motivazione è il messaggio positivo che deve uscire da questo tuo racconto, da questa tua opera sonora. Da qualsiasi negatività c'è sempre una luce. Bene, bene, complimenti. Allora, non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, anche noi qua, nella nostra radio. Bene, grazie Giulia, e vado col ghiaccio. Ma grazie a voi per l'ospitalità. Ora siediti qui accanto a me, voglio dirti che è finita con te, è finita per me con l'estate alle porte, mi dice che sarà tutta per me, lui è soltanto per me, come ghiaccio per te sarò e indietro non tornerò, senza te viaggerò e come foglie d'autunno nell'aria sparirò, io riparto da qui, una nuova me, più consapevole, senza nessuno che è finita per me con l'estate alle porte, mi dice che sarà tutta per me, lui è soltanto per me, come ghiaccio per te sarò e indietro non tornerò, senza te viaggerò e come foglie d'autunno nell'aria
Ecco qua, è finita. È finita, ci sono i titoli, abbasso un po'. Ecco qua. Bella, complimenti Giulia. Molto, Ma che bel ritmo! molto Super! orecchiabile, esatto, bella. Allora, io adesso che me l'hai raccontata sono stato attento anche ai testi. Aspetta che ti metto, perché io di norma ascolto solo della canzone, ascolto la musica e dopo un po' sento i testi. In effetti è una cosa che mia moglie dice, dopo 30 anni ancora non hai imparato ancora le canzoni che ti piacciono, perché ascolto per prima la musica e poi ascolto il testo. Comunque è bella, in effetti c'è questo contrasto, no, con la musica bella, appunto anni 60, con questa problematica, insomma, con questo lascito, con questo amore che finisce, insomma. Brava, brava, i costumi, il video è assolutamente da vedere, per cui invito tutti quelli che ci stanno ascoltando di passare un attimino su YouTube, dove noi abbiamo lanciato anche la registrazione di questa nostra trasmissione di Radio Nostra. Quindi ricordatevi che siamo oltre sui canali come Spotify, eccetera, anche su quello visuale di YouTube, dove possiamo vedere il video di Giulia D'Alessandro. Senti Giulia, se qualcuno vuole venire a non so, curiosare tra i tuoi social, piuttosto che vedere cosa fai oltre alla cantante, insomma, oltre alle canzoni. Ma lei è molto Cosa attiva. fai? Cosa fai? Dove veniamo a cercarti, a spiarti? Allora, ci sono i miei profili, il mio profilo Facebook che è Giulia D'Alessandro, dove lì c'è davvero di tutto, dove il pubblico mi può seguire sia come cantautrice e quindi tutti i vari appuntamenti in radio e live, in più anche come conduttrice, perché sono anche una conduttrice di spettacoli. Hai il microfono spento, dimmi, Rossella. Raccontaci. Rossella, hai il microfono spento. Dicevo che Giulia ci ruba il lavoro. Beh, insomma, largo i giovani, insomma. Assolutissimamente, siete dei colleghi splendidi. La conduzione è una cosa che va di pari passo in realtà con la musica, quindi è nata sempre la musica e il canto, poi negli anni successivi è nata anche questa bellissima avventura. Io poi da sempre, da piccola, ero affascinata anche tanto dalla TV e è stato quindi un passaggio poi automatico anche la conduzione. E quindi il pubblico mi può seguire sul profilo Giulia D'Alessandro, profilo Facebook, dove lì c'è di tutto. Inoltre poi anche su profilo, l'altra pagina Giulia D'Alessandro cantante, canale YouTube che è Giulia D'Alessandro cantautrice e Instagram D'Alessandro 590. Poi inoltre tutti i brani sono disponibili su tutte le piattaforme digitali. Perfetto, io ti ho visto con Fiorello, è vero? Sì, esatto, lì è stata un'altra bellissima esperienza perché lo scorso marzo sono stata conduttrice per un giorno della trasmissione Evviva il Video Box per Rai 2, dove ho avuto la soddisfazione di presentare una carrellata di tanti bravissimi artisti che provenivano dalla nostra penisola. È stata un'esperienza divertentissima. Veramente mi ha arricchita ulteriormente. Poi è avvenuta subito dopo Sanremo, quindi è stato un mese veramente un'ondata di tante cose nazionali importanti. Veramente una poliedrica personalità, quindi arte, spettacolo, eccetera. Complimenti, abbiamo visto insieme questi tuoi brani fino adesso. Continueremo così e noi ogni tanto li lanciamo perché ci piaci e quindi ci piace il tuo prodotto, diciamo così, la tua arte, e siamo contenti che sei stata qualche minuto con noi qui questa sera. Veramente bene in compagnia. Bene, grazie. Prima del prossimo ospite ci sentiamo dopo l'autunno di Urbania.
Va bene, ciao. Ottimo. Ciao! Partire per sempre, tipo lo faccio uno scherzo. Alice che il mondo lo guarda con gli occhi di un cieco. Lo pensavano tutti, lo capivano tutti. Partire per sempre col sole a Cuba. La tua pelle nel mare si spella tutta. Volevi avere solo un po' di pace, riposare il cervello tipo d'estate. Come quando alle medie sentivi gli uccelli cantare, affacciata sul bordo della finestra. Pensavi di stare in un'astronave, dall'alto del cielo dicevi scusa a tutti gli amici a chi avevi intorno. Poi la professoressa si è messa a gridare perché in tutto questo non stavi al posto. Nessuno ti vede, pensavi di notte, la doccia bollente che ti consola. Piangevi dopo il lavoro, ricordo di quando piangevi ma dopo scuola. È arrivato il diploma e dopo l'autunno è arrivato il momento di chiedere aiuto. Un fulmine in cielo non è caduto quando avevi bisogno e non c'era nessuno. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta e tutto ti aveva già delusa e tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te, io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me, prima di noi, prima di tutto, prima di avere in testa il tuo nome per sempre. Diavolo, portami via, portami ovunque, pure in un posto qualunque. Diavolo, portami via, diavolo, portami via. E bruci come un albero maledetto, entri nei miei incubi, portami negli inferi. Rami che bussavano sul mio tetto, spezzato poi di botto, dei sogni così vividi, scrivili. Dicevi fidati, buttati, poi sei sparita. Ricordami cosa di male c'è nel male, o cosa di bene c'è nel bene. Nessuno ti vede, le cuffie di notte, la frangia sugli occhi, ti senti sola. Ridevi dopo l'amore, ricordo di quando ridevi per ogni cosa. È arrivata l'estate dopo l'autunno, è arrivato ancora un momento brutto. Il fulmine in cielo non è caduto, perché avrebbe spaccato tutto. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta e tutto ti aveva già delusa, tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te, io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta e tutto ti aveva già delusa, tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te, io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me. Eccoci qua dopo l'autunno, Urbania, e dopo l'autunno, e dopo Giulia, noi con la nostra mongolfiera ci siamo mossi, abbiamo fatto un bel cammino e siamo passati dall'altra parte dell'emisfero, dell'oceano, esatto. e anche dell'emisfero, si può dire anche dell'emisfero, boh, Ma vabbè. certo, siamo Sì, dall'altra possiamo dire parte. di tutto, tanto. E con noi siamo arrivati con la nostra mongolfiera a Bogotà, che è ancora giorno. Con noi c'è Tania Sanfilippo. Buonasera Tania. Buonasera Buonasera a tutti. professoressa e benvenuta a raccontarci la tua esperienza. Grazie, buonasera a tutti voi. Allora, sono contento che sei arrivata sulla nostra mongolfiera che fa il giro del mondo e presenta ogni tanto colleghi che insegnano qua e là, e siamo molto curiosi di capire che cosa fai tu a Bogotà. Allora, come avete detto, all'inizio sono insegnante, quindi insegno qui a Bogotà, sono qui ormai da 4 anni. All'inizio, cioè io insegno ormai da tempo, ma appena insediata a Bogotà ho iniziato a lavorare come insegnante di italiano per stranieri per la Società Dante Alighieri, e attualmente sto lavorando per la scuola Leonardo da Vinci di Bogotà al liceo, quindi insegno lingue e letteratura italiana, e al biennio insegno storia. Quindi questa è un po' la mia occupazione a Bogotà. Molto, molto interessante. Quindi i tuoi allievi che età hanno? Quindi sono del liceo più o meno?
Allora, io quest'anno ho le terze liceo che in realtà per adeguamenti col sistema colombiano equivalgono a una quarta liceo italiana, hanno all'incirca tra i 16 e i 17 anni, qualcuno 18, ma sono in generale i ripetenti. E al biennio studenti di 13 anni. Quindi questi studenti studiano italiano perché? Sono obbligati dal sistema o lo scelgono come materia tra le altre? Allora, la scuola Leonardo da Vinci è una scuola che in Italia viene legalmente riconosciuta ed è considerata una scuola parificata, quindi invece qui è una scuola privata ed è una scuola bilingue. Qui il sistema, sebbene ci sia un sistema educativo pubblico, soprattutto va molto per la maggiore il sistema privato, ok? Quindi gli studenti, il nostro pubblico si rivolge a discendenti per esempio di italiani o italiani radicati da poco qui in Colombia che per fare mantenere, per una continuità anche culturale o educativa, preferiscono scegliere una scuola italiana. E spesso molti studenti scelgono la scuola italiana perché una volta diplomati ottengono il doppio titolo di studio, quindi hanno un titolo colombiano nel caso volessero proseguire gli studi qui in Colombia e anche un diploma italiano nel caso volessero andare in Italia e continuare la carriera, iniziare la carriera universitaria in Italia. Quindi questi, diciamo, sono anche i benefici delle scuole bilingue che permettono un doppio titolo. Che permettono così. Però al di là dell'opportunità, diciamo, di lavoro o di cambio della vita, poi possibilmente per questi ragazzi, che cosa pensano della lingua italiana i tuoi studenti? Allora, in genere piace. A loro piace l'italiano, la scelgono a volte perché hanno proprio dei vincoli affettivi con l'Italia. La lingua italiana è abbastanza gettonata all'estero. Io prima di vivere qui in Colombia ho vissuto in altri paesi e in genere piace molto. Sia per l'arte, per la cultura, per il suono, gli sembra molto dolce e chiaramente anche dal punto di vista culturale, diciamo, siamo abbastanza rinomati nel mondo e quindi questo è un elemento anche di forza. Che ci aiuta, che aiuta loro a scegliere. Esatto. Poi spesso molti degli studenti che scelgono di studiare italiano decidono, magari vorrebbero studiare moda. Io ho lavorato anche molto con gli adulti prima di lavorare al liceo e per esempio molti vogliono studiare moda o giurisprudenza o scienze politiche e quindi l'italiano lo trovano importante anche per la loro carriera, per la loro formazione. Bene, bene, interessante. Con Rossella spesso noi facciamo le classiche domande a tutti i nostri colleghi perché siamo curiosi proprio di capire come viene percepita la lingua e quindi la cultura italiana fuori dall'Italia, soprattutto perché Radio Nostra è una radio che si rivolge soprattutto a un pubblico di italiani, ovviamente, per cui cerchiamo di raccontare quello che attraverso i vostri percepiti, vissuti, potete raccontare dell'italiano che c'è oltre Alpe, insomma, al di là dell'Italia. E una domanda che spesso ricorre è: poi come ti trovi tu a vivere in questo posto? Perché sei apprezzata sicuramente a livello professionale nel campo scolastico dove lavori, perché appunto hai la richiesta. Ma quando poi sei a casa o comunque quando vivi la quotidianità, quando vai, non so, il sabato o la domenica da qualche parte, come ci si trova in questo paese che è la Colombia? Allora, diciamo che noi dall'Italia abbiamo sempre
una visione abbastanza distorta o molto parziale, per meglio dire, della Colombia, no? Perché o conosciamo il lato bellissimo che sono le spiagge, le isole, eccetera, o conosciamo la parte, diciamo, un po' meno piacevole, che è un po' il tema della guerriglia. Forse qualcuno avrà magari sentito parlare delle FARC, eccetera, il problema della sicurezza. In realtà, per quanto mi riguarda, opinione assolutamente personale, è un po' un punto intermedio, nel senso che il paese è chiaramente bellissimo, meraviglioso, ma ci sono anche, è un paese dalle grandissime contraddizioni politiche, contraddizioni sociali, contraddizioni economiche, c'è un divario tra ricchi e poveri abbastanza ampio, quindi è una realtà che soprattutto come primo impatto confonde parecchio, quindi non si può parlare di una realtà omogenea. E dipende molto anche dal contesto in cui ci si muove. Qui per esempio c'è un sistema di classificazione anche dell'area urbana per estratos. Gli estratos in realtà corrispondono un po' alle classi sociali, ok? Quindi dipende un po' dalle zone, dal proprio circolo di amicizie, è come stare in tante realtà diverse allo stesso tempo. Quindi io devo dire che dal punto di vista della sicurezza non ho avuto mai grossi problemi, anche se qui viene percepita come un grave pericolo. Quindi rispetto magari al contesto italiano, dove siamo più abituati a vivere all'aperto, stare fuori, camminare, passeggiare per strada, qui questo elemento si vede meno, ok? O magari bisogna stare attenti alle zone in cui si va, certe zone sono off limits, o bisogna andare accompagnati da qualcuno dalla zona. Personalmente io cerco di andare abbastanza in tranquillità, con prudenza, ma neanche farmi prendere, diciamo, dal panico. Però per esempio qui, io sono siciliana d'origine, in Sicilia noi viviamo molto all'aperto, qui c'è molto la cultura per esempio del centro commerciale, quindi quando si esce si preferisce il centro commerciale perché è percepito più sicuro. Quindi questo è un po' un elemento. Per il resto la gente qui è molto accogliente, molto affettuosa, quindi aiuta a farci sentire a proprio agio, accolgono lo straniero a braccia aperte, lo aiutano, anche per stare, io qualche volta mi perdo. Bogotà è una città da 8 milioni di abitanti, quindi una metropoli, a volte mi perdo quando prendo, soprattutto in passato quando agli inizi, quando prendevo i mezzi di trasporto pubblico, avevo delle difficoltà e la gente appena sente che sei straniera ti aiuta a orientarti e sono molto cordiali, veramente tanto cordiali. E questa cosa è molto bella perché ti fa sentire molto a tuo agio, ben accettata, quindi chiaramente come ogni realtà ha i suoi aspetti positivi e negativi. No, ti farà sentire un po' a casa, perché anche la Sicilia è un posto così molto importante, molto caloroso, molto accogliente, e dove si mangia benissimo in Sicilia. Esatto. Come si mangia invece lì? Io sono sempre un po' curioso, perché prima o poi ci vorrei anche venire, però insomma. Allora, devo dire che hanno una gastronomia, cioè a me la cosa che più piace della gastronomia colombiana è che usano prodotti veramente buonissimi, di ottima qualità. Spesso da noi non è facile trovare per esempio la verdura fresca o vengono importati certi prodotti dall'estero e quindi magari
subiscono un processo di congelamento per cui magari il sapore si perde. Qui questo non esiste. Intanto hanno una varietà di frutta e verdura. Io amo la frutta e amo la verdura, quindi da questo punto di vista veramente cado benissimo perché sono di ottima qualità e una varietà di frutta incredibile. Io all'inizio che ero qui, quando andavo da fruttivendolo a fare la spesa, chiedevo che cosa fosse, come si mangiassero i diversi prodotti o come si cucinassero nel caso delle verdure, perché veramente ci sono prodotti che da noi non arrivano, non si conoscono. E poi per esempio io amo molto le zuppe, qui sono buonissime, i bolliti, e quindi hanno piatti veramente molto buoni. Però ammetto che mi mancano i dolci siciliani. Io lo so perché hanno questo un po' il mito americano con questi dolci zuccheratissimi, forse un po' da vetrina, un po' come si usa in Sud America, perché io lo vedevo in Brasile, lo vedevo in Perù. Questi dolci sono veramente dolcissimi, quasi stucchevoli per la dolcezza che hanno. Non lo so. Lì come sono allora? Allora, guarda, qui uno per esempio dei dolci tipici è l'arroz con leche, che è riso bollito nel latte con cannella e uvetta. Esatto. Io in realtà è internazionale, cioè diciamo che la fascia la fa perché c'è anche in Grecia, c'è sì. Esatto, ma per esempio in Sud America è abbastanza diffuso. Poi qui per esempio c'è un dolce, una specie di marmellata che si fa con la guayaba, che è uno dei frutti che da noi per esempio non arriva. Magari chi è stato in Sud America ha un'idea di cosa sia, ma in realtà da noi in Italia non arriva la guayaba. È tipico il boccadiglio, che è un dolce fatto con formaggio, usano tantissimo il formaggio per i dolci. Formaggio è questo dulce, questa specie di marmellata che poi in realtà non è proprio marmellata, questo dolce è fatto con la guayaba, quindi è molto tipico. Bene. Ed effettivamente è un po' stucchevole, come diceva prima. Sì, Rossella è rimasta a bocca aperta. No, ma perché allora io la guayaba l'ho assaggiata, sì, non è nel nostro range di sapori, diciamo. Esatto. Però, anche se a me piace tantissimo. No, beh, certo, sui gusti. Ma come frutto, la mangio di solito come frutto, è molto buono. Come dolce effettivamente un po' troppo dolce. Un po' impegnativo, diciamo così. Bene Tania, allora ci hai dato un quadro così molto vario, anche se sì, potresti continuare, credo, per ora a parlare di... Ascolta, e la città con 8 milioni di abitanti è abbastanza caotica o è una città... Molto caotica, è una città caotica, è una città caotica, è una città che si trova a 2700 metri di altitudine. Quindi i primi giorni bisogna un po' adattarsi, perché chiaramente c'è quello che qui chiamano il soroce, che è proprio il male d'altitudine. Mal d'altura. Esatto, esatto. Quindi bisogna un po' adattarsi i primi giorni e poi si estende lungo una parte della cordigliera delle Ande, quindi è una città che si espande in lunghezza, non è come le nostre città che magari hanno un centro vero e proprio. E quindi per esempio attraversare la città dal nord al sud in giorno infrasettimanale e magari alle 7 o 6 del mattino puoi tardare benissimo un 2-3 orette.
ok? Quindi è una città in cui gli spostamenti sono veramente complicati. Sì, sì, immagino Sia che si benissimo. tratti del trasporto pubblico, sia che tu li faccia con mezzo privato. È veramente... Sì, sì, su YouTube stiamo vedendo delle immagini che il nostro regista Gianluigi ogni tanto carica e che ci hai permesso, insomma, di apprezzare. Ho visto qua e là qualche statua, qualche opera d'arte, qualche situazione un po' culturale. Che cosa ci puoi dire dal punto di vista artistico, così, di questo bellissimo posto? Allora, guarda, qui fanno una feria del libro che tra l'altro si è conclusa circa 10 giorni fa, che è abbastanza importante in America Latina, che è la Filbo si chiama, che è proprio la feria del libro di Bogotà e si è conclusa 10 giorni fa e vengono ospiti da tutte le parti del mondo. Quest'anno il paese invitato, per esempio, è stato il Messico ed ha una grandissima affluenza, si tiene per circa 10-12 giorni e chiaramente essendo una grande capitale offre veramente tanto e una sorpresa per me, vabbè io lo sapevo un po' da prima perché comunque il mio compagno è colombiano, per questo io sono arrivata diciamo qui, è una città ricchissima di teatri, il mondo teatrale è molto fervido, addirittura io qui in Colombia e anche nel contesto della scuola ho molti colleghi italiani che fanno teatro qui a Bogotà. Ah, che meraviglia. Sì. Quindi teatro anche opera? Opera di meno, no, proprio teatro. La tradizione più teatro, opera di meno. Ok, interessante. E Anche se per esempio ho conosciuto, scusami, ho Sì. conosciuto cantanti d'opera che si sono formati in Italia, colombiani si sono formati in Italia e poi sono ritornati qui per diffondere, diciamo, questo genere anche in Colombia, ma non è conosciutissimo. Non è così importante come invece la rappresentazione teatrale, la commedia dell'arte, eccetera, immagino. Ma di teatro viene rappresentato anche qualcosa di italiano o abbiamo solo il ciclo ispanico, non so? O la commedia locale, perché so che spesso anche le commedie vengono trattate a teatro, no? Allora, sì, chiaramente io muovendomi un po' nell'ambiente italiano, ci sono compagnie teatrali italiane, ho dei colleghi o anche amici un po' che fanno teatro qui, chiaramente soprattutto nei circuiti degli italiani, ma c'è anche molto di locale. Proprio sabato, per esempio, sono stata a vedere un'opera teatrale sul problema del desplazamento in Colombia. Il desplazamento è proprio i rifugiati politici dovuto al conflitto armato in Colombia e ci sono spettacoli, proprio produzioni originali e compagnie indipendenti che fanno cose molto ma molto interessanti. È molto impegnativo, molto politico, se vuoi anche di denuncia, quindi io nel mio immaginario pensavo soprattutto alla commedia, però invece qui si tratta invece di qualcosa di più importante, giustamente, è l'occasione per raccontare appunto anche a un pubblico allargato quello che sta magari vivendo, insomma, il rifugiato, in questo caso il problema della situazione. Bene, bene. Esatto, c'è una profonda riflessione, diciamo, sul contesto storico, ma anche contemporaneo, da questo punto di vista, di quelle che sono le cause e il fenomeno del conflitto, perché qui, nonostante sia stata firmata una pace con le FARC qualche anno fa, il conflitto armato purtroppo continua ad essere comunque un problema reale, sia per le conseguenze che ha provocato, ma perché ancora ci sono comunque delle zone offline. Esatto, quindi diciamo che non è un problema che sia stato completamente sradicato.
superato, purtroppo no. Sì. Per esempio anche molte installazioni d'arte sono appunto riflessioni anche per esempio dal punto di vista ambientale, dal punto di vista antropologico. Bogotà è un paese che ha più di 100 popolazioni indigene, comunità indigene. Quindi una diversità culturale molto ricca, ma purtroppo queste comunità hanno risentito tantissimo dei conflitti sociali. Immagino. Va bene. Senti, sì, io ti devo fare una domanda di rito prima di chiudere, se me lo consenti, la faccio spesso a tutti i colleghi all'estero, ma se un insegnante volesse venire dalle tue parti, cioè tu ok, avevi il contatto in famiglia, però uno che arriva tout court dall'Italia, secondo te, che fa? Può farcela? È facile? Non so. Allora, io ti posso dire brevemente com'è stata la mia esperienza. Io quando sono arrivata, sì, il mio compagno è colombiano, ma io da sola ho preparato il mio curriculum e sono andata alla società ad Dante Alighieri e lì sono stata quasi immediatamente dopo il colloquio, chiaramente sono stata assunta. Quindi è abbastanza facile, anche perché non è facilissimo che gente dall'Italia venga qui a trovare italiani in loco formati, quindi chi volesse venire è sempre benvenuto. Non è così difficile se si ha la formazione adeguata, diciamo, è anche un po' la voglia di conoscere questa nuova realtà. Bisogna semplicemente farsi presente e in genere ci sono delle ottime possibilità. Quindi io invito tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici del mondo a insegnare all'estero, perché poi questi video, questi link noi li pubblichiamo anche sui canali come Docenti Senza Frontiere, Insegnare all'estero, su Facebook, eccetera, di contattarti direttamente, visto che sei una dei nostri membri. Quindi invito tutti ad ascoltare, a chiacchierare, a domandare a te direttamente, a Tania Sanfilippo di Bogotà, insomma, se hai il piacere di condividere anche con loro magari richieste più specifiche. Volentieri, assolutamente, mi rendo disponibile per chi volesse un po' contattarmi, avere maggiori informazioni, mi rendo assolutamente disponibile. Grazie, questo è importante perché poi ci racconti dal vivo. Va bene. Va bene, Tania, grazie. Casomai se succede qualcosa in Colombia ti contattiamo e ci racconti. E ormai sei la nostra inviata in Colombia. Noi mettiamo tutte le nostre bandierine in giro. Certo, volentieri, ci mancherebbe. Bene, grazie e buona serata, buon pomeriggio. Buona serata anche poi, buon pomeriggio qui e buona serata a voi in Italia. Esatto, grazie. Arrivederci. Grazie Tania, ciao, a presto. Noi cominciamo a ritornare verso l'Europa, che dici? Sì, c'è dai, gli rivalta vapori, sai che Diego e Silvia sanno che non dormiranno prima delle 3. Lui la porta a cena e si finge sommelier, ostregata dalle sue parole e grazie a qualche buon bicchiere comincia a sciogliersi nella notte. Lui già la vede nuda lì nel ristorante e dice: è da una vita che aspetto te, ti va ancora un po' di vino, no che non sono così meschino. Lei dice: versane un altro po', tanto non guiderò, come sei splendido. Oh no, 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 no. Solo luci basse
non te ne andare, rimani ancora un po'. Lavoro può aspettare, sì che può, e anche tutto il resto del resto. E sale il caffè, ma tu non scendere. Lavoro può aspettare, 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 può aspettare noi, e anche tutto il resto del resto. 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 E anche tutto il resto del resto, ho perso il nostro gruppo di Trieste, che poi è il nostro cantante di Trieste, sotto i Ribalta Vapori, grazie. No, so perché? Perché sto caricando una locandina di uno spettacolo che ci sarà a Mestre la prossima settimana. Eccola qua. E Canta Bella se ti sa cantare, con una produzione della Rete. Il programma è lo spettacolo di Monica Giori e Cristina Bettin, molto bello, divertente, con musiche veneziane cantate ovviamente dal vivo. Domenica 4 giugno alle ore 20:30 l'Auditorium Sbroggiò in via dei Gobbi a Favaro Veneto, e l'ingresso è libero. Eccolo qua. Bon. E questo l'abbiamo detto, visto che è una nostra produzione, una coproduzione. E volevo avvisare anche che si può vedere sempre sul sito di Radio Nostra, sul canale YouTube, i cippi di conterminazione lagunare, un'eredità da custodire, la registrazione di una conferenza effettuata il 12 maggio a Cassavio. Molto interessante, dura un'oretta, ma è molto godibile, quindi si può fare. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto, solo però per questa sera. Sì, beh, è chiaro. Ci riserviamo di riprendere la parola lunedì prossimo. Lunedì prossimo, che siamo già a giugno, credo, lunedì prossimo, no? Già. Siamo già a giugno. Il 5 giugno. 5 giugno, giornata mondiale del naturismo. Ah, beh, tutti nudi allora. Allora siamo in radio. Trasmettiamo. Siamo alla radio. Vabbè, questa volta lo facciamo speciale video e via. Faremo gli ascolti top degli ascolti. Ragazzi. Ringraziamo anche Claudia Ciccarelli che ci scrive sulla chat di YouTube. E basta, allora lunedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Volevo dare un'informazione un attimino. I canali, le piattaforme audio sono un paio di settimane che non sono molto raggiungibili, quindi ci sono dei problemini, vedremo di aggiustarli. Quindi tutti su YouTube. Quindi allora. tutti su YouTube per il momento. Niente, ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno raggiunto. Io dietro le quinte avevo visto il già sindaco Eugenio Mazzacato di Crocetta del Montello, Maurizio Nappa con il libro Bucarest tra polvere e sangue, Giulia D'Alessandro che l'abbiamo sentita cantare nei video, e la collega Tania Sanfilippo dalla Colombia. Quindi io saluto adesso te, Rossella, in primis, e Gianluigi alla regia.
Bene. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Took the